Oggi su Calcio Fan Recap, prima puntata. Romule e Tor Tre Teste partono in goleada. Dioguardi domina Ostiamare San Paolo Stiense. Vittoria e dominio per il Savio di Bolic. Un penalty decide Campus Eur Grifone Monteverde. Lo scorso anno la Tor Tre Teste, quest'anno l'uomo in più dell'Ostiamare, Alessandro Dioguardi, domina il match contro il San Paolo Ostiense, mettendo lo zampino in tutte, ma proprio tutte le azioni dei lidensi. È un giocatore importante, lo sapevamo, l'abbiamo preso per questo motivo e l'ha dimostrato oggi, anche se sono convinto che può fare nettamente meglio. Stati bravi compagni a metterlo in condizione di fare bene, è stato bravo lui a fare una buona partita, però dovrebbe essere un po' più lucido in alcune situazioni. Credo che abbiamo fatto abbastanza bene nell'avvio della gara, poi ci siamo spenti nei 10 minuti centrali del primo tempo e del secondo tempo. Dobbiamo lavorare su questo, sappiamo che il nostro limite è mentale, di concentrazione. Lancio lungo a cercare l'attaccante che lotta in mezzo a due difensori, alla meglio. Poi con il sinistro serve Fadda la possibilità di calciare, va col mancino ma la mette fuori. Duello tra i due all'altezza della tre quarti, supera l'avversario, potrebbe servire in sovrapposizione il compagno, lo fa, dentro c'è Indorante che arriva con un soffio di ritardo. Fadda chiede lo scambio al compagno, il pallone in profondità, altra occasione per il San Paolo Stiense che sfiora il vantaggio. Calcio di punizione, la battuta in mezzo, lo stacco di testa, tocca il portiere e mette in angolo. Dioguardi, il controllo col destro, la finta, il break del numero 10 che potrebbe mettere in mezzo il pallone, lo fa, ci arriva, l'attaccante non tocca abbastanza da ingannare il portiere. Sempre il numero 10, altro break, altro numero, è entrato in partita il mancino che ora chiede lo scambio al compagno, l'apertura a sinistra, si distende l'Ostiamare che ora fa la partita, il pallone dentro, il tiro in girata e la traversa. Sappiamo di essere una squadra che rispetto all'Ostiamare non può giocare alla pari, e quelle 3, 4, 5 occasioni davanti al portiere, di cui un paio veramente clamorose, dobbiamo essere un pochino più cattivi e cinici e sfruttarle. Molti non si conoscono tra di loro, è un gruppo completamente nuovo. E abbiamo avuto quelle 2 o 3 occasioni nel primo tempo e non siamo riusciti a sfruttarle, forse un rigore in cui l'arbitro nel dubbio ha preferito non fischiarlo. Sempre lui ad accelerare, si allunga il pallone, se la potrebbe portare sul mancino che è il piede preferito, invece va col cross col destro, arriva il colpo di testa di De Montis che si è fatto tutto il campo per andare a incocciare per il gol dell'1-0 dell'Ostiamare. Colpo di testa, adesso Ostiamare che ha più spazio e si riporta nuovamente in avanti, viene saltato il portiere, il tiro e il salvataggio sulla linea. Prova a superare il terzino destro, poi forse esagera un po', invece no, riesce, il cross in mezzo, colpo di testa, altra occasione mangiata. Dioguardi si ferma, accelera, forse esagera un po', invece no, va col destro. Il portiere risponde sul primo palo, sembra non essere finita l'azione. Può comodamente controllare. Squadra di Mussoni, adesso è il totale controllo della partita. Ancora un'altra occasione con il tiro che viene deviato in angolo. Batte corto. Dioguardi la mette sul sinistro, se la aggiusta, va col sinistro, traversa interna. Renzi cerca la penetrazione, quindi Fadda mette in mezzo il pallone, il tiro di sinistro, il salvataggio, rischia l'Ostiamare, la battuta corta e non c'è più tempo, termina qui il match. L'Ostiamare al debutto vince col San Paolo Stiense per 1-0. La Romulia parte col piede giusto con un risultato rotondo e perfetto sulla Totti Soccer School. 0 reti subite e 6 realizzate, con la perla di Menniti che realizza il top goal della giornata. Siamo solo alla prima giornata e abbiamo dei problemi importanti, è iniziata da poco la stagione, però oggi i ragazzi devo dire che hanno fatto molto bene, al di là del risultato credo che
la loro prestazione sia stata positiva. Poi quando fai gol e non prendiamo gol è sempre positivo. Difende e prova ad uscire all'altezza della fascia destra, ma il pallone finisce a Gallegati che tira una bomba sotto la traversa. Inizia così la stagione della Romulea, 1-0. Palla giocata bene a ritroso nel cerchio di centrocampo, poi il buco della difesa della Totti Soccer School e la palla a centimetri dal palo. Calcio di punizione Romulea, viene chiamato uno schema. La palla spiove a centro area, grande intervento del portiere. La reazione della Totti Soccer School con un'azione e un gran velo che qui libera un compagno sulla sinistra. Il pallone dentro l'area di rigore, ma il tiro è molto debole. La Romulea prosegue nel giocare bene sulle fasce, il cross viene mal respinto dalla difesa della Totti Soccer School. Mischia furibonda, rimane lì il pallone, Petrarchi la lascia a Menniti che fa 2-0 col diagonale sinistro. Calcio d'angolo per la Totti Soccer School, battuto corto, c'è lo scambio all'altezza del lato corto, poi al vertice il cross, la deviazione alta sulla traversa. Vola sulla sinistra ancora la Romulea, c'è un passaggio al limite dell'area, ancora l'azione rugbistica quasi che si conclude con un tiro altissimo. Vuole chiudere il match nella ripresa la Romulea, ci prova con Menniti all'altezza del lato corto, ce ne sono due in barriera, starà probabilmente per recapitare in mezzo il pallone che infatti viene girato proprio da Cipriani, 3-0. Come una lama nel burro della difesa della Totti Soccer School, adesso la Romulea con il cross a ritroso arriva un gran destro, parata però del portiere. È però una partita a tema unico dove c'è un lunghissimo cross in area di rigore che spiove, il palleggio, Menniti, cosa si è inventato dal nulla, palleggio e mancino, poker Romulea, che giocatore. Sulla tre quarti continua il dominio della Romulea, adesso la Totti Soccer School non riesce nemmeno più a difendere bene in area di rigore dove infatti c'è un cross ed è un gioco da ragazzi, baciare il palo di testa per Lucitti, 5-0. Calcio d'angolo, Romulea si sta per chiudere la gara, sta per andare con il sinistro sempre Menniti, in area di rigore la traiettoria arcuata e dopo l'uscita sbagliata del portiere, a porta vuotissima fa 6-0 Vitiello. La Totti Soccer School è in grande difficoltà, ma fino all'ultimo la Romulea ad attaccare stavolta sul lato destro. Arriva un passaggio in area di rigore, in scivolata l'assist e poi il destro, tocca la traversa. Dopo la traversa il pallone va di nuovo sul fondo, finisce 6-0 per la Romulea contro la Totti Soccer School. Il Savio vince di misura ma con una prestazione impressionante dal punto di vista del pressing. Ne è molto soddisfatto anche mister Bolic, tor di quinto macchinoso secondo il tecnico Basili. Come prima partita mi aspettavo questo, forse siamo andati anche per le nostre più rose aspettative. Possiamo dire che possiamo stare a un 10% di quello che poi mi aspetto da questo gruppo, che siamo pronti a migliorarci settimana dopo settimana. Poi avevamo di fronte comunque una grande squadra, devo fargli i complimenti perché anche loro molto organizzati. E poi, come hai detto bene tu, se non chiudi le partite poi rischi, perché questo è un campionato difficile, questo è un campionato dove il minimo errore lo paghi. Rimessa laterale, Savio ancora in pressione, mette in forte difficoltà il Tor di Quinto che non riesce ad uscire palla al piede, anzi regala il pallone agli avversari, il tiro di sinistro che finisce fuori. Andrà col pallone lungo, un controllo e c'è un tocco di mano, calcio di rigore. Pronto alla battuta, andrà col destro, Podda e spiazza il portiere. 1-0 del Savio che passa in vantaggio sul Tor di Quinto. Rimessa con le mani, resiste alla carica dell'avversario, poi il passaggio in mezzo, Tor di Quinto che prova a costruire, gran bel numero, anche il destro è buono, ma termina fuori. Colpisce di testa, prova a mandare il compagno all'altezza della tre quarti, l'1-2 splendido, si presenta davanti al portiere, la rimette in mezzo, l'errore clamoroso. Calcio d'angolo, ci sono 4 uomini
del Tor di Quinto in area di rigore, la battuta che arriva sul secondo palo, la stoccata, il salvataggio sulla linea. No, è una partita dei ragazzi che è stata sbagliata forse l'approccio iniziale, anche un po' la prima partita del campionato, quindi magari un po' macchinosi, ancora non pronti e non entrati bene nei meccanismi, perché comunque ci sono alcuni giocatori che sono nuovi e quindi magari ancora non riusciva a aggiustare bene ogni azione, però diciamo che è stata più che sufficiente la prestazione. È pronto a toccare, sta per uscire dalla barriera rischiando anche il giallo il giocatore del Tor di Quinto. Arriva l'appoggio, il tiro potentissimo, il portiere non si fa ingannare e mette in angolo. Savio che cerca adesso il gol del 2-0, sta pressando, la palla arriva dentro, arriva un altro errore sul secondo palo. La squadra del Savio che ha sprecato tantissimo nella prima frazione e ora il Tor di Quinto prova ad approfittarne. In ripartenza sono 4 contro 4 a grandi falcate, va col destro. Terzo calcio d'angolo da destra per la squadra di casa, traiettoria col sinistro a rientrare, colpo di tacco che termina alto. Va con la rimessa lunga, probabilmente è così a cercare qualcuno in area di rigore. La sponda, la rovesciata! Ha sfiorato un gol clamoroso. L'arbitro si avvicina al centro del campo e dice che può bastare. Il Savio vince 1-0 sul Tor di Quinto. Pari e patta al Mario Tobia tra Campus Eur e Grifone Monteverde. A tenere banco il rigore dell'1-1 che pareggia la stupenda realizzazione su punizione di Bosson. Forse ci va un pochino stretto perché probabilmente non vuole essere una critica, ci mancherebbe altro, è una constatazione. Probabilmente la decisione di fischiare il rigore alla squadra avversaria secondo me è stata inopportuna. Avevo chiesto ai ragazzi comunque di non avere paura di un nuovo campionato, anche se siamo una neopromossa, noi comunque cerchiamo di impostare il nostro gioco, la nostra identità di gioco nel rispetto dell'avversario, ma con la consapevolezza che non ci sentiamo assolutamente secondi a nessuno. È il Grifone Monteverde che attacca lungo il settore di destra, c'è un passaggio in diagonale, il buco della difesa, attenzione del Campus Eur, l'occasione per il numero 9, ma il tiro è tra le braccia del portiere. Non reagisce in questo avvio il Campus Eur, allora De Cubellis sulla destra, parte un cross in area di rigore, la palla a rimorchio, arriva da dietro un mancino ed in due tempi Aceto blocca. Possesso Grifone Monteverde, ma c'è la gran pressione di Palmieri, 2 contro 0, può servire il compagno ma sbaglia l'assist, provano a liberare allora quelli del Grifone, la palla rimane in area di rigore, chiedono un tocco col braccio. Azione confusa a centrocampo ma i giallorossi ne escono bene fuori con una palla in verticale che fa correre il centravanti, entra in area e prova il pallonetto, ma è miracoloso l'intervento di Cannone. Azione sulla destra di una Grifone Monteverde che si è scosso bene e va con Cupitò, il servizio al compagno, il cross lungo, la palla che danza in area di rigore e Cannone si salva come può. Dopo minuti d'assedio del Campus Eur, la risposta del Grifone Monteverde, la palla giocata poi in area di rigore ma è fuori gioco, l'arbitro aveva già la mano alzata. È stata una partita molto combattuta, sicuramente risolta da 2 episodi per parte, una su una punizione che poi hanno ribattuto di nuovo, prima l'arbitro l'ha fatta ripetere e quindi poi hanno segnato. Noi un rigore poteva anche essere dubbio, però secondo me insomma l'ha toccato, era proprio appena entrato dentro l'area, quindi ci poteva anche stare. Mi aspettavo forse qualcosina di più in fase realizzativa. Rimpallo vinto da Bosson, prova la percussione, passa in mezzo a 3, Bosson il dribbling è solo, si va a chiudere però in un imbuto. Preme forte adesso il Grifone Monteverde, c'è un intervento ed è calcio di punizione. Bosson sul punto di battuta col suo destro sopra la barriera, un disegno straordinario del numero 10 del Grifone Monteverde che va in vantaggio in trasferta sul campo del Campus Eur, nulla da fare per Aceto, splendido l'1-0 del Grifone. Dai Alex! Andrea!
Spinge il pubblico del campus Eur che vuole il pari e quindi Verna in verticale dentro dove si va a gettare il centravanti, ha trattenuto la decisione dell'arbitro col fischio ed è calcio di rigore. Non ci credono quelli del Grifone. Questo è scemo. Ma che ha fischiato? Dal dischetto Meloni. La rincorsa di Meloni, glaciale, spiazzato cannone, è il pari del campus Eur, grande esultanza per l'1-1 dei padroni di casa. Con il pallone in fallo laterale, il triplice fischio del direttore di gara nella prima giornata della categoria allievi tra campus Eur e Grifone Monteverde è 1-1. 3 vittorie in trasferta, 3 in casa e 2 pareggi in questa prima giornata nell'eccellenza del girone A degli allievi elite. Partono col piede giusto le prime 4 del girone B della passata stagione: Rumulea, Savio, Ostia Mare e Tor Tre Teste. Perde invece il Tor di Quinto, vincitore lo scorso campionato del girone A. Nella classifica a marcatori Pacchiarotti parte con una tripletta, doppietta invece per Menniti. Prossimo turno che vede affrontarsi in testa alla graduatoria Aurelio Fiamme Azzurre e Rumulea. San Paolo Stiense e G Castello impegnate in match contro 2 squadre di Roma Sud-Est, Tor Tre Teste e Savio. Calciofanner Recap termina qui. Seguiteci sul nostro portale calciofanner.it o sulla nostra pagina Facebook.